Buongiorno e ben trovati all'Almanacco. Oggi è mercoledì 25 febbraio 2026. Il sole sorge alle 6:35 e tramonta alle 17:49. La luna si leva alle 5:11 e cala alle 14:53. Il santo di oggi è San Gerlando di Agrigento. Il nome Gerlando ha origini germaniche e significa valoroso con la lancia. La giornata mondiale della commedia dell'arte celebra la nascita della prima compagnia teatrale professionista, fondata a Padova nel 1545. Questa forma di teatro celebre tra il XV e il XIX secolo si distingue per l'uso di maschere e l'assenza di un copione scritto. Gli attori infatti non imparano le battute a memoria, ma improvvisano i dialoghi basandosi su una traccia sintetica chiamata canovaccio. Buon compleanno al festeggiato di oggi Gigio Donnarumma, che compie 27 anni. È il portiere della nazionale italiana che ha vinto l'Europeo 2021 grazie alle sue parate. Ha esordito al Milan a 16 anni e ne è diventato un simbolo fino a quando ha lasciato i rossoneri per il Paris Saint-Germain, tra le polemiche dei tifosi. La seconda festeggiata è Francesca Michelin, che spegne 31 candeline. La cantante veneta ha vinto X Factor a 16 anni con il suo singolo Distratto. Ha collaborato con Fedez per i successi Cigno Nero e Magnifico ed ha partecipato a Sanremo nel 2021 con Chiamami per nome, arrivando seconda dopo i Maneskin. Nel 2023 è tornata alla conduzione di X Factor con il talent che l'ha lanciata. La terza festeggiata è Flavia Pennetta, che compie 44 anni. È una delle tenniste italiane più forti di sempre, che ha vinto gli US Open 2015 a 33 anni, battendo in finale la sua amica Roberta Vinci. È stata la seconda italiana a vincere uno slam in singolare dopo Francesco Schiavone. È l'unica tennista italiana a vincere uno slam sia in singolare che in doppio. Era un pastore metodista che combatté per i diritti dei neri dopo la fine della schiavitù. Stiamo parlando di Hiram Rhodes Rivers, che il 25 febbraio del 1870 entrò nella storia come il primo afroamericano eletto al Parlamento americano. Lottò per l'uguaglianza razziale e promosse l'integrazione delle scuole, aprendo la strada agli altri afroamericani fino a Barack Obama, il primo presidente nero degli Stati Uniti. Cosa sono le piogge acide? Le piogge acide sono precipitazioni contaminate da inquinanti come solfati e nitrati che abbassano il pH sotto la soglia di 5,6. Questa acidità, causata da particelle chimiche molto reattive chiamate ioni idrogeno, ha effetti devastanti, può uccidere la vegetazione e corrodere nel tempo edifici e monumenti, danneggiando gravemente sia l'ambiente che la nostra città. Nasce a Liverpool il 25 febbraio 1943, diventa uno dei 4 ragazzi che conquistano il mondo con la loro musica. È George Harrison, chitarrista e compositore dei Beatles, che scrive canzoni come Here Comes the Sun e Something. È il Beatle tranquillo, ma anche quello più curioso e aperto alle altre culture. Si appassiona all'India e dopo i Beatles continua la sua carriera da solista e partecipa al Concert for Bangladesh, il primo concerto benefico della storia. Muore nel 2001 a Los Angeles e viene ricordato con un documentario realizzato da Martin Scorsese. Passare sotto le forche caudine è un modo di dire che viene da una battaglia dell'antica Roma. I romani furono sconfitti e umiliati dai Sanniti, che li costrinsero a passare sotto dei giochi fatti con delle lance, nudi e insultati. Questi giochi si chiamavano forche caudine. Quando si dice che qualcuno passa sotto delle forche caudine, quindi si vuole intendere che subisce una grande umiliazione o una situazione molto vergognosa. Oggi parliamo di un genio che ha cambiato il mondo. Steve Jobs, il fondatore di Apple, è stato un visionario ribelle che ha cambiato il mondo seguendo il proprio istinto. Nonostante le difficoltà economiche e l'abbandono dell'università, le sue passioni insolite come la calligrafia si rivelarono fondamentali per creare il destino rivoluzionario del primo Mac. Personalità geniale ma eccentrica, Jobs è ricordato tanto per la sua capacità di innovare quanto per il suo carattere anticonformista e fuori dagli schemi. E ci salutiamo anche oggi con la nostra frase del giorno. In poche parole posso riassumere tutto quello che ho imparato sulla vita. Va avanti.
Davanti a noi c'è già un nuovo giorno che accogliamo come sempre con tanta curiosità e voglia di fare. Noi ci vediamo domani per scoprire insieme altri nuovi modi di dire, ricorrenze e celebrazioni dal mondo. Una buona giornata dalla vostra Jaire.